sostenere la squadra di coach Molin. Grasulis va fino in fondo e appoggia due importanti. Girata ancora Forrai, poi rubata da parte di Davis, che si mette in proprio, ne trova due. Accorcia Napoli, Trentino 13, rivediamo Davis che prima la ruba, poi in penetrazione contro Grasulis. Vicino fuori per Uglietti, ancora Davis. Non era facile costruire questa azione, Napoli al 42,8%, ancora la di fatto per Trento. Davis cerca uno scarico e trova Uglietti. Zanotti per Howard, ancora Uglietti, appoggia il tabellone e poi il tap-in vincente. Howard, scarico per Dell'Osto, poi Zerini con l'aiuto del tabellone per il +5 Napoli. I punti numero 8 e 9 di giornata per Darion Atkins. Howard, Williams solo, non lo vede Micignon, recupera Grasulis. Flaccadori, Lockett cerca uno scarico su di lui c'è Zanotti, allora Flaccadori, smatch un po' sbasso tra Lockett e Micignon, si va proprio da lui, poi Flaccadori e arriva la prima tripla, scusa, con la Gedi, avanti di 2. Flaccadori prende il tiro e lo mette. I supporters provenienti da Trento che hanno gradito l'azione offensiva precedente. Williams in angolo, Uglietti, solo cotone per lui. Trova il taglio backdoor Crawford, rientra però bene su di lui Uglietti. Allora Udom, tiro difficile che mette, che bravo. Zanotti, non ha costruito nulla Napoli, 6 secondi sul cronometro dei 24, ottima la difesa della Dolomiti Energia Trentino, si prende il tiro Uglietti ed è molto pesante. Howard taglia Williams, si va da Uglietti, palleggio, arresto, tiro e ancora una volta lui, ancora una volta blocco di Williams. Uglietti per Zerini che va proprio da Williams, il ruggito di Ja'Cory Williams per il +5 Napoli. Howard, taglio di Ja'Cory Williams, Howard si prende la tripla, Jordan Howard che punisce troppo la Dolomiti Energia Trentino. Finisce qui, vince la Gevi Napoli 69-58.